Ha reso fertile, utilizzabile, fonte di sostentamento economico una parte di terra che era invasa dall'acqua, ha bonificato da una malattia, la malaria, che ha mietuto migliaia e migliaia di vittime e ci ha donato quello che adesso conosciamo essere una delle parti del Veneto meno antropizzate e quindi più ricche di campagna e di paesaggio. Esattamente 100 anni fa fu proprio da Sandona di Piave che si diede via a quell'importante fase di bonifica che avrebbe caratterizzato i decenni seguenti. Un anniversario che nel Veneto orientale si celebra anche con uno sguardo rivolto alle sfide future. In tempi di PNRR l'obiettivo deve essere quello di impiegare le risorse messe a disposizione per creare migliori condizioni di tenuta del territorio e promuoverne l'economia. Ci sono temi che costantemente sono all'ordine del giorno della Regione con interventi, penso a quelli di difesa del territorio, in particolar modo sull'arenile, ma che devono trovare anche la capacità di comprendere come i mutamenti climatici devono imporci anche delle soluzioni che in alcuni casi rischiano di essere invasive, ma sono a tutela di tutte le persone che abitano in questi territori. Alla sfida della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici, la crisi internazionale dell'invasione russa dell'Ucraina ha aggiunto quella della sovranità alimentare. Sfide che hanno un unico comune denominatore, che è l'acqua, un'acqua che deve essere gestita per garantire la sicurezza dei territori, ma che deve essere gestita per riuscire ad aumentare la produttività dei nostri terreni. Sfide da affrontare prendendo spunto dal passato per progettare il futuro. Ci serve studiare quello che è successo per vedere dove intervenire e soprattutto qual è l'approccio nuovo, di nuovo con una visione però prospettica, non per il domani, per il dopodomani se non oltre. Vorremmo essere in grado tutti assieme di creare quel percorso per i quali recuperiamo una naturalità dei nostri territori per spingerli nel futuro per chi verrà dopo di noi